Ciao bambini! È finita la scuola! Evviva! Siete contenti, vero? Infatti anche noi già siamo in vacanza, io con la mia famiglia, però abbiamo pensato lo stesso di fare la 13ª avventura con Gesù online per voi, perché abbiamo un messaggio veramente importante che vogliamo dirvi. Anzi, adesso ve lo facciamo dire ad Elia. State bene attenti. Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. Grazie Elia, bravissimo! In questa nostra avventura, infatti, vogliamo scoprire cosa vuol dire che Gesù è la via, la verità e la vita. Allora adesso andiamo subito a casa dei nostri amici Puppets che ci raccontano perché Gesù è la via giusta da seguire. Andiamo! Anna e Lucia è la via giusta da seguire. Ciao Lucia! Ciao Anna! Vuoi venire con me in un posto bellissimo? Sì, va bene. Andiamo! Lucia, ma non è che lungo questa via troviamo animali pericolosi? Ma che... Non è che su questa via troviamo una bestia che striscia velenosa e con la lingua lunga tipo un serpente? Ma che... Non è che su questa via troviamo una bestia con la bocca grande grande e con tanti denti, magari marrone, tipo un coccodrillo, che non so come fa perché non c'è nessuno che lo sa? Ma che... Non è che su questa via troviamo una bestia feroce, pelosa e con tanta fame, tipo un orso? Ma che... Sì, forse non è questa la via giusta per arrivare in quel bellissimo posto. L'unica via sicura è camminare con Gesù leggendo la sua parola. Grazie Anna e Lucia! Voi bambini avete sicuramente già capito che non è una via fatta proprio dove si può camminare con i nostri piedi, ma è un modo di vivere, proprio come hanno detto Anna e Lucia, è il seguire Gesù che ci porterà a Dio. Adesso vogliamo sentire ancora Letizia e Benedetta che invece ci spiegano cosa vuol dire che Gesù è la verità. Ciao bambini! Siccome siamo appena tornati da una lunga passeggiata, faccio uno scherzo a Benedetta. Guardate, prendo un po' di questa acqua dove dentro ci sono dei girini e delle alghe, quindi è tutta sporca. Adesso ne devo aggiungere un po' di quella pulita. Vedete? Sembra acqua normale. La chiamo e vediamo se ci casca. Benedetta! Sì? Tieni un po' di acqua, perché siamo appena tornati e hai detto che sei molto accaldata. Siamo sicuri che non mi stai facendo uno scherzo? No, Ci hai messo dentro della terra? no, Delle alghe? no. Ok. Ok, no. In realtà ci ho messo dentro l'acqua sporca dei girini. Mi dispiace. Ecco, vedete bambini? In realtà questo non era solo uno scherzo per Benedetta, era anche per spiegarvi che, come quest'acqua, o è tutta sporca o è tutta pulita. Non esistono, per esempio, mezze verità o mezze bugie o bugie bianche. Io le ho detto che è pulita, ma non lo è, perché basta poco per sporcarla. Così, se vogliamo sapere qual è la verità, dobbiamo credere che Gesù è la verità, perché Lui è la verità. Wow, grazie ragazze! Allora non basta dire, ma sì, Gesù era una brava persona, ma dobbiamo credere in tutto quello che lui ha detto e che c'è scritto nella Bibbia, come hanno detto anche prima i nostri amici Puppets. Dobbiamo credere che Gesù è il figlio di Dio venuto su questa terra per salvarci. Bene, allora abbiamo scoperto che Gesù è la via,
Gesù è la verità e adesso chiediamo a Francesco e Sara se con la loro storia possono spiegarci bene cosa vuol dire che Gesù è la vita. Ciao bambini! La storia che vi voglio raccontare oggi non si trova nella Bibbia, ma è una storia che mi hanno raccontato e che è successa in Spagna, tanti e tanti anni fa. Luis e Sebastian erano gemelli e abitavano in una casa bianca col tetto piano, situata fuori dalle mura di una cittadina montana. I genitori erano morti, lasciando loro una piccola eredità, e così i ragazzi avevano continuato ad abitare nella casetta bianca. Si somigliavano talmente tanto che in città non c'era nessuno che riuscisse a distinguerli. Ma gli anni passavano e crescendo i due ragazzi svilupparono due personalità differenti. Sebastian ottenne un buon lavoro, era gentile, costante e laborioso, e tutti parlavano bene di lui. Luis invece era un fannullone e non lavorava. Pensava soltanto a divertirsi e passava le sere giocando d'azzardo e bevendo. Spesso non rincasava prima dell'alba. Sebastian lo scongiurava e lo pregava di iniziare un'altra vita, di imboccare un'altra strada, ma Luis lo derideva sempre. Una notte era molto tardi e la luna piena illuminava le bianche mura della città. Sebastian sedeva accanto alla finestra. Si sentiva stranamente turbato e fissava la strada che conduceva alle porte della città. Come al solito, Luis non era ancora rientrato, ma quella notte il fratello non riusciva a dormire. Riconobbe la persona che correva prima ancora di sentirne il rumore dei passi sul selciato e andò ad aprire la porta. Luis correva e si precipitò in casa spingendo da parte il fratello. Alla luce della lampada il suo volto appariva di un pallore mortale e gli abiti erano strappati e macchiati di sangue. Tremava al punto da non riuscire quasi a parlare. «Oh Sebastian!» ansimò. «Nascondimi, ti prego, nascondimi! Stanno venendo a prendermi e stavolta sarà morte sicura per me!» «Che vuoi dire?» chiese Sebastian correndo alla finestra. E infatti una folla di persone stava avanzando di corsa dalla città verso la loro casa. «Avevamo bevuto troppo!» gridò Luis. «C'è stata una lite, io non volevo! È caduto a terra ed è morto! Oh Sebastian, nascondimi! Cosa farò?» Ma Sebastian sapeva già cosa fare. «Forza Luis! Prendi la mia camicia! Prendila subito! Mettitela e scappa dalla porta posteriore! Vai! Vai! Scappa!» Appena Luis era scappato, Sebastian si mise la maglietta di suo fratello. Fecero appena in tempo, perché si udivano già le grida e i passi della folla davanti al cancello. E un attimo dopo le guardie fecero irruzione in casa, seguite dalla folla agitata. Si fermarono davanti a Sebastian, che stava immobile e respirava velocemente. Era spettinato, aveva le mani e il viso sporchi e indossava la maglietta strappata e macchiata di sangue. Si lasciò incatenare senza opporre resistenza e li seguì docilmente fino alla prigione della città. Alcuni giorni dopo venne processato e condannato a morte per omicidio. Quasi tutti gli uomini della città si erano recati in tribunale per vedere il prigioniero e dopo il processo si ritrovarono all'osteria e discutendo del fatto ripetevano tutti le stesse cose. «Ma avete visto com'era tranquillo? Non ha detto neanche una parola in sua difesa, né ha supplicato di salvargli la vita. Non sembrava neanche spaventato. E dov'era suo fratello? Quel bravo ragazzo?» chiese qualcuno. «Come mai non ha assistito al processo? Stamattina non si è neanche presentato al lavoro. Ma si vergognerà così tanto di suo fratello da lasciarlo morire da solo?» A questa domanda nessuno sapeva rispondere, ma nel frattempo, pochi giorni dopo, Sebastian venne giustiziato, vita per vita. Intanto Luis era scappato, era andato sulle montagne e aveva iniziato a fare il contadino. All'inizio non osava allontanarsi dal suo nuovo domicilio.
Tutte le notti si svegliava tremando, ossessionato dallo stesso incubo, e rivedeva quella gran folla corrergli dietro inferocita. Tuttavia, più il tempo passava, più riacquistava coraggio. Rimpiangeva amaramente di aver ucciso un compagno e desiderava tanto rivedere suo fratello. Forse avranno smesso di darmi la caccia, pensò. Presto è giorno di mercato. Andrò in città travestito e tenterò di parlare con mio fratello. Così si lasciò crescere la barba e si scurì il volto. Nessuno avrebbe potuto riconoscerlo. Vestito da contadino, si unì a un gruppo di persone che andavano al mercato con i loro muli. Approfittando della confusione, si avvicinò ad alcuni dei presenti e iniziò a chiacchierare. Lentamente cercò di far cadere la conversazione sul recente omicidio. «Ho sentito dire che quel delinquente è riuscito a sfuggire», disse. «Lo stanno ancora cercando o hanno lasciato perdere?» «Lasciato perdere?» rispose l'uomo fissandolo sbalordito. «Le nostre guardie non lasciano mai perdere. L'hanno acciuffato subito dopo il delitto e processato nel corso della settimana. 2 giorni dopo era già morto. Questa sì che è giustizia. C'è solo una cosa davvero strana in questa faccenda. Il fratello è sparito quello stesso giorno e da allora non si è più visto». Ma a Luis non interessava sentire altro. Con un grido disperato e gli occhi pieni di lacrime si allontanò dalla piazza del mercato. Riuscì a raggiungere la casa del governatore e a entrarvi quasi con la forza. Il governatore in persona comparve per vedere quale fosse il motivo di tanta confusione e Luis gli si gettò ai piedi. «No, ma cosa avete fatto? Avete ucciso un innocente! Sono stato io, non mio fratello! Ora prendete anche me! Che senso avrebbe la mia vita a questo punto?» Il governatore gli rispose: «La legge è chiara e dice vita per vita. Come potevamo sapere che tuo fratello era innocente? La sua maglietta era piena di sangue e lui non ha voluto difendersi. Il caso è chiuso. Vai e tieni il becco chiuso e cerca di non combinare altri guai». Stordito, Luis stava per andarsene quando il governatore riprese a parlare. «Aspetta», disse improvvisamente, «sei l'unico fratello dell'uomo che è stato giustiziato?» «Sì, certo, non ce ne sono altri», rispose Luis. «Allora ho una lettera per te. Il prigioniero la scrisse in fretta, dandomela proprio poco prima di morire. Vado a prenderla». Seduto nella vecchia casa, dove da bambino e da ragazzo aveva trascorso tante piacevoli serate insieme al fratello, Luis piangeva ininterrottamente. Il sole stava per tramontare quando aprì la lettera. Era molto breve e lui la lesse e la rilesse, finché era troppo buio per distinguere i caratteri, ma ormai la sapeva a memoria. La lettera diceva: «Mio caro fratello, questa mattina morirò, come ho scelto liberamente di fare, indossando la tua maglietta macchiata di sangue. Ora ti esorto a vivere conservando pulita la mia. Ti saluto con affetto e che Dio ti benedica, Sebastian». Ora Luis comprese. Avete sentito, bambini? Sebastian è morto al posto di suo fratello Luis, vita per vita. Ma Gesù è morto al posto di tutti noi. Lui, che non aveva mai peccato, è morto per tutti noi peccatori. Gesù è la vita. È veramente molto toccante questa storia. Se vogliamo riassumere quanto abbiamo detto finora, possiamo dire che l'unica verità è che Gesù è venuto in questo mondo per dare la sua vita per noi, affinché noi potessimo avere una via che porta a Dio Padre. Ora la scelta sta a noi e voglio farvi una domanda alla quale ognuno di noi può rispondere nel proprio cuore. Siamo disposti ad aprire il nostro cuore a Gesù affinché Lui diventi il Re Salvatore della nostra vita?
Io spero che ognuno di voi possa rispondere con un grandissimo sì a questa domanda. Adesso vogliamo fare insieme ancora un bel lavoretto, questa volta l'ho preparato io e si tratta di una cornicetta nella quale possiamo scrivere il versetto di cui abbiamo parlato oggi. Anzi, Elia, dicelo ancora una volta e poi facciamo il lavoretto e lo scriviamo dentro questa cornice. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. Oggi costruiamo insieme delle simpatiche cornicette. Possiamo scriverci dentro il versetto imparato oppure una foto. Partiamo. Come sempre abbiamo bisogno di un foglio A4, può essere colorato o bianco. Pieghiamo in basso uno degli angoli e tagliamo via la parte in eccesso. Abbiamo ottenuto un triangolo. Pieghiamolo a metà nuovamente. Apriamo tutto, avremo davanti a noi un rombo. Pieghiamo uno dei 4 angoli fino al centro. Riapriamo, pieghiamo la punta fino alla riga che abbiamo ottenuto e pieghiamo ancora. Abbiamo completato uno dei 4 lati della cornicetta. Ripetiamo per tutti gli angoli. Secondo, pieghiamo fino al centro, apriamo, pieghiamo la punta fino alla riga, chiuso, terzo lato. Pieghiamo fino al centro, pieghiamo fino alla riga, chiudiamo tutto, quarto lato. La cornicetta è pronta, possiamo incollarla con della colla stick se volete. Ora non resta che decorarla. Io faccio solo dei veloci puntini. Ora scriviamo dentro il versetto imparato oggi. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Giovanni 14,6. Il lavoretto è finito. Buon lavoro! Ciao! Anche per oggi la nostra avventura è finita. Ma manca ancora la canzone dei Puppet. Pronti a ballare! Ciao! Ciao! Noi saltiamo per Gesù, applaudiamo per Gesù, noi cantiamo per Gesù, noi viviamo per Gesù, perché Gesù è la via e la verità, niente e nessuno ci fermerà, perché Gesù è la via e la verità, se lo vuoi vieni insieme a noi. Sorridiamo con Gesù, noi amiamo con Gesù, perdoniamo con Gesù, noi sogniamo con Gesù, perché Gesù è la via e la verità, niente e nessuno ci fermerà, perché Gesù è la via e la verità, se lo vuoi vieni insieme a noi. Gesù, Viva Gesù! Ciao! Sorpresa! Ecco i nostri girini! Ciao ciao!